Le immagini aeree realizzate da Ivan Loriga introducono un nostro approfondimento speciale. Tenete allacciate le cinture perché vi porteremo in un sito di grande interesse e, come si suol dire, top secret, nascosto per decenni nelle viscere della terra nel cuore della città di Cagliari. Sopravvive a Cagliari, a 2 passi dallo stagno di Molentargius, un deposito sotterraneo dell'aeronautica militare. È stato battezzato con il nome di 68° deposito di carburanti. Oggi, sul belvedere di Via L'Europa, passano comitive di turisti e di gitanti, si fermano le corriere di persone che sono ignare della bellezza sotterranea di questo luogo. Noi, in esclusiva, lo esploreremo per voi. Seguiteci! E in questo punto troviamo, guardate, una porta pesantissima. Guardate che sistema di chiusura di questo sito. Questo è il grande serbatoio, uno dei tanti serbatoi che conteneva il carburante utile agli aerei che da Decimo, dall'aeroporto militare di Decimo Mannu, dovevano poi effettuare dei giri di ricognizione ma anche dei bombardamenti. E tutta questa è un'opera, potremmo così dire, realizzata sottoterra, coperta sì da segreti militari, ma che stiamo quest'oggi esplorando in esclusiva per voi. È immenso, è lunghissimo questo serbatoio, guardate, da questo punto a questo punto intercorre 1 metro e quindi almeno 50 metri di lunghezza, stiamo guardando in alto con questa forma circolare per circa 5 metri di altezza, quindi un serbatoio che poteva contenere tantissimo liquido, tantissimi carburanti, e per motivi di sicurezza in questo sito era stato anche realizzato un sistema antincendio. Guardate, qui ci troviamo sotto Monte Urpinu, a circa 60 metri di profondità sottoterra, in dei luoghi, vedete, scavati dall'uomo. La roccia è stata portata via dalle viscere della terra di Monte Urpinu e poi è stato realizzato un lavoro di riempimento. E qui leggiamo Angius, una firma. Angius, mi pare Luigi 1901, 91, pare 1915. Sì, vedete, con un fascio di luce radente, parrebbe 1915, ma è probabile che in questo caso potrebbe trattarsi della data di nascita di quest'uomo, e poi i serbatoi sono stati ampliati per l'appunto dallo stesso Angius durante i lavori affidati ad una ditta che anch'essa preferisce restare nell'anonimato. Continuate a seguirci. Ma tu guarda il lavoro di scavo nella roccia, le selle e tutto il resto che hanno dovuto fare, poi riempire nuovamente su. Sopra hanno rifatto tutta la collina completamente. Una volta sbancata, riempita, come dicevamo prima. Sì, c'è tutto il solaio, vedi, tutto in cemento, tutto qua. È una cosa, un'opera ciclopica che è abbandonata così, mi piange il cuore, dopo tanti anni. In questo punto siamo saliti nella parte alta dei serbatoi e notiamo che qualcuno ha sganciato, anzi scoperchiato questo ingresso dove c'è una... Ma c'è ancora liquido secondo te dentro? No, è vuoto, si vede solo ruggine sul fondo, la scala per scendere, galleggiante, così, diciamo le cose tipiche di un serbatoio. Strano questa manicata dell'acqua, no? Non so dall'odore comunque non si sentono odori nocivi, insomma. Io sento odore di tinta, tra l'altro, come se avessero, diciamo, bonificato, tinteggiato qualche anno fa. Sicuramente i militari qui hanno fatto un'opera, va detto, lodevole, di ripulitura dei serbatoi, avranno portato via le cosiddette scorie. Niente, cosa ne pensate se andassimo proprio giù per poter vedere come sono fatti questi serbatoi? Senti Cristiano, qui ci stavi raccontando, ma chiamiamo i rinforzi nel frattempo? Sì, abbiamo degli Isperio che ci stanno seguendo e mi è detto, mentre stavamo realizzando questa ispezione,
tu hai notato qualcosa di, attenzione alla testa, particolare, no? C'è un'altra galleria come questa che è tra poco a destra e prosegue per... Parecchio. Prego. Ragazzi, mentre stiamo procedendo, guardate il sistema ancora perfettamente funzionante e incredibile delle porte blindate. In questi sotterranei sembrano dei veri e propri bunker segreti, dotati però, vedete, uscita di emergenza, quindi potrebbero comunque essere restituiti alla città, anzi della città non lo sono mai stati perché erano in realtà opere più che altro di utilizzo militare. Qui guardate tutti questi tubi, parrebbero i tubi dell'impianto antincendio con la colorazione di rosso. Qui vediamo dei secchi di vernice, un altro tubo, questo era il tubo tipico dell'oleodotto che da Cagliari ci è stato raccontato arrivava a Monte Urpino e forse abbiamo intercettato proprio lì, guardate, è impressionante. Forse è la galleria che, vedete, parte dei serbatoi, portava quindi il liquido dai serbatoi a monte a quelli a valle, se non attraverso queste tubature alla zona di Decimo Mannu, vale a dire all'aeroporto militare. Cerchiamo di esplorare questi ambienti sotterranei. Guardate, è pazzesco quanto va sotto questo ambiente sotterraneo. Qui noto le impronte di un solo piede, o meglio di due piedi in discesa e risalita, sono quelle di Cristiano che poco fa ci ha avvisati. Sento lo scricchiolio sotto i miei piedi perché dalla volta è cascato giù, vedete, parte dell'intonaco, per dirvi che è la prima volta che le telecamere stanno accedendo in questo sito e infatti in fondo potremmo anche fare una scommessa, non troverete più orme di piedi, impronte di persone che sono entrati in questi ambienti sotterranei. Ricordate i tubi che vi ho fatto vedere prima all'ingresso? Qui sono scomparsi anche loro, infatti si nota che qualcuno li ha staccati con forza, se li è portati via, forse bonificando questi ambienti o forse comunque rubandoli. A destra e a sinistra due tubi, questo era l'impianto di aspirazione dei fumi altrimenti nocivi e questi invece gli impianti dei... È incredibile ragazzi, guardate che posto. Ecco qui per terra, come vi stavamo raccontando, non trovate più orme di piedi, non trovate più impronte. Bisogna prestare attenzione perché sotto i nostri piedi ci sono almeno 10 metri di vuoto. Guardate questo sistema pazzesco di tubi che si compenetrano l'uno sotto l'altro. È un tunnel lunghissimo, guardate questo. È un serbatoio di carburanti, lo ricordiamo, utili agli aerei militari. Guardate anche qua un altro serbatoio, porte blindate, sistemi elettrici, vedete? Addirittura, guardate che meraviglia questo, un vecchissimo, sembra un vero e proprio telefono. Di questi ne abbiamo trovati alcuni, anzi uno in particolare sotto Pozzo Baccarini, quindi siamo dalle parti di Gonnesa. È un elemento identico a quelli che venivano utilizzati nelle aree minerarie. Si sollevava e si chiamava sopra la centrale operativa per dire: guarda, sono qua, ci sono stati dei problemi oppure sto realizzando qualcosa. Guardate le volte, un saliscendi di tubi, ma saranno centinaia, vedete, centinaia di tubi per centinaia e centinaia, anzi per chilometri di tubature in lunghezza. Qui vediamo delle altre tubazioni che fuoriescono. Stiamo procedendo ancora oltre, è tutta un'esclusiva, questa un'esclusiva che vi stiamo offrendo grazie a un'autorizzazione speciale che abbiamo ottenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Ufficio Patrimonio e dall'Ufficio agli enti locali. Questo era il vecchio impianto dell'acqua. Pensavo che ci fosse un altro passaggio, gli impianti dell'acqua, e qui guardate quanti tubi sulla nostra testa, una scala con della luce. Proviamo a darci un'occhiata, poi rientriamo nella galleria principale, guardate. Un'uscita, vedete là?
Bene, riproseguiamo il nostro tragitto superando questa ennesima porta, un cunicolo, anzi un tunnel sul lato sinistro, alle nostre spalle gli speleologi che proseguono con il loro cammino fotografico anche, scattando diverse fotografie, realizzando diverse immagini filmate su un luogo che quasi certamente Cagliari tra non molto riscoprirà. Guardate queste grandi stanze con i condotti d'areazione che vanno verso l'alto, e qui imbocchiamo, speriamo, verso la luce l'ennesima galleria, l'ennesimo passaggio segreto dei serbatoi sotterranei militari della città. Guardate quanto va in profondità questa cavità sotterranea. Vedete la luce, noi cercheremo di riguadagnare per l'appunto la luce del sole, sempre i tubi, lo abbiamo spiegato più volte, qui qualcuno si è fregato anche le lampadine dagli alloggi in porcellana, erano delle lampade schermate dotate anche di una guaina protettiva, anzi in questo caso di una vera e propria guarnizione, mentre invece le porte di ferro di tutti i complessi sotterranei, abbiamo scoperto, venivano chiuse utilizzando una corda per poterle sigillare, quindi rendere, come si suol dire, ermetiche. E un condotto con un'inclinazione non indifferente che va molto, molto giù, e vediamo dove ci porterà questo passaggio sotterraneo. C'è ancora tanta strada da fare, abbiamo visto che la sua lunghezza dal piano esterno verso il cuore della collina, il tutto sotto Monte Urpino in prossimità di un grande parco. Ebbene, questo tunnel è lungo almeno 200 metri, si sente l'aria calda che penetra da questi fori, vedete? Erano dei condotti ulteriori di pescaggio dell'aria dall'esterno. Dico pescaggio perché in alcuni casi vi erano delle vere e proprie ventole che dovevano consentire il riciclo e quindi il ricambio continuo dell'aria. Ci siamo quasi, vediamo una porta in fondo, ci stiamo riguadagnando la nostra tanto attesa aria e luce del sole. Qui attenzione perché è presente un altro pozzo, guardate, un altro pozzo con una scala che va verso giù, verso il basso, e qui parte addirittura un altro condotto che va verso l'esterno. Eccola qua, una grande porta, vedete alle nostre spalle gli speleologi continuano e cercano di raggiungerci, ed eccoci. E quindi abbiamo riguadagnato, vedete, la luce del sole in questa meravigliosa Cagliari, denominata la città del sole, ma che presenta degli aspetti sotterranei, un altro volto di questa città che speriamo ben presto possa comunque ritornare nella pubblica cosiddetta fruizione, speriamo turistica e dunque culturale. Grazie per avermi seguito e ciao!